Questa mostra nasce da un'idea del Comune di Palmanova che viene fatta ogni anno in occasione della Festa della Donna, quindi in cadenza più o meno con l'8 marzo, è legata anche ad altri eventi, sempre comunque in attinenza con le donne, e quest'anno, dopo 11 anni, sono stata invitata di nuovo a esporre in questa bellissima location. Le opere sono prevalentemente astratte, mentre invece le sculture sono tutte al momento ancora figurative, non sono ancora arrivata alla scultura astratta. Quest'opera nasce da un'idea che riprende un po' l'arte primitiva di un po' di tutti i popoli, non è specifica di qualcosa, di qualcuno. Qui ci ho messo dei cavalli, li ho rivisitati un po' a modo mio, è realizzata in poliuretano e con vari tipi di cemento. Io ho iniziato a dipingere, per così dire, con i colori a olio prima di andare all'istituto d'arte, quindi in terza media. È stata la mia prima esperienza pittorica, i miei genitori si erano accorti che io disegnavo continuamente, hanno pensato bene di regalarmi questa valigetta con i colori ad olio. Infatti a questo punto, se devo essere sincera, non li uso più, però se sento l'odore dell'olillino ritorno indietro di 50 anni. Quindi è stata la mia prima esperienza. Dopodiché sono andata all'Istituto d'Arte a Udine e lì mi si è aperto un mondo, perché io conoscevo solo il colore a olio per fare paesaggi,
copiavo Van Gogh, tutti gli impressionisti, avevo le tavolette, le fotografie e mi limitavo a fare queste riproduzioni. Poi all'istituto d'arte ho scoperto la geometria, il disegno geometrico, ho avuto dei validissimi insegnanti, quindi ho preso molto da loro e infatti la geometria si ritrova in tutte le mie opere. Io tendo a squadrare tutto, portare tutto a forme geometriche molto stilizzate. È stato un impatto molto, molto forte quello che ho ricevuto all'istituto d'arte. Poi ho finito le scuole, la vita mi ha portato in posti diversi, quindi non ho più potuto praticare la pittura tutti i giorni, ma solo saltuariamente quando il tempo me lo permetteva, quando ero in vacanza, quando avevo qualche giorno di ferie, la domenica, quindi l'ho sempre potuta praticare solo in questo modo, purtroppo. Poi negli anni ho insistito, ho lavorato molto di più fino a quando sono arrivata alla ben arrivata pensione e adesso si dipinge dalla mattina alla sera. La maggior parte delle sculture sono tutte femminili, ci sono anche animali, perché io prendo il soggetto e me lo modello a modo mio, quindi sempre con le forme geometriche, però la maggior parte delle sculture nel mio caso sono presentate dalle donne, perché amo la femminilità e l'eleganza, è un mio pallino, quindi per me l'eleganza è gli anni 50, quindi anch'io mi vesto un po' in quel modo lì, fa parte della mia personalità e quindi ritrarre la donna nella sua femminilità per me mi appaga. Sono fatte in cemento armato, anche se l'aspetto è un po' diverso, ma è solo una questione di finitura, anche se sembrano bronzo, anche se sembrano ferro o argento, perché c'è una struttura interna in ferro che viene saldata con della rete e poi viene cementata. Poi la finitura esterna è una pittura praticamente. Da qualche anno insegno all'Università della Terza Età nella sezione di pittura, però quando ho accettato questo incarico ho specificato bene che non avrei insegnato la classica pittura, quella che si fa in maniera più elementare, ma sarei andata direttamente a lavorare con i materiali, perché volevo che le persone che vengono a fare queste cose si divertano da subito. Quindi comincino immediatamente a vedere realizzate delle piccole opere e vedo che si divertono molto perché cominciano a lavorare con tutti i materiali possibili. Non è che vengono lì il pennellino, il colore e l'album da disegno, lì si parte proprio con il divertimento puro. Infatti dopo qualche mese di lezione loro si portano già a casa le belle opere, le incorniciano e poi un po' cominciano anche a regalarle perché in casa ne hanno troppe, quindi sono molto contenti perché proprio hanno a che fare con materiali diversi. Loro lavorano sia con l'olio, sia con l'acrilico, con i cementi, con le malte, con le resine, li lascio sbizzarrire un po' su tutte le cose che gli possono venire in mente. Io gli do una mano a realizzarle. All'inizio non pensavo, invece poi mi sono resa conto che queste persone vengono lì con tantissimo entusiasmo, non vedono l'ora che venga giovedì proprio per venire lì a passare qualche ora in maniera spensierata, perché qualcuno sono anche persone sole, qualche volta anziane, e il fatto di venire lì a passare il tempo in compagnia, perché poi lì si ride e si scherza anche, non si dipinge e basta, quindi ci sono giornate in cui si ride alla grande, però vengono fuori bei lavori, loro sono entusiasti. Non avrebbero mai pensato di riuscire a fare quello che stanno facendo.
questa mostra non ci sono i titoli sulle opere, volutamente, perché preferisco che le persone guardino e interpretino quello che vedono a seconda del loro vissuto, perché ognuno di noi ha una sua vita, un suo percorso e la mente immagazzina quello che vede, quello che sente, immagazzina tutto, quindi ognuno vede a modo proprio quello che si trova di fronte. Preferisco che lo facciano, poi se mi chiedono magari dico che cosa è per me, così poi c'è un confronto, però preferisco che le persone pensino da sole, se gli dà un'emozione, se non gliela dà. Sicuramente in questo periodo, in questo mondo così tecnologico, difficilmente le persone si soffermano a guardare le cose tanto a lungo. È tutto veloce, tutto sullo schermo, non c'è niente di tangibile, non si tocca niente, non ci si vede, non ci si parla di persona. Quando si va in un museo, quando si va a vedere delle opere d'arte, ci si sofferma fisicamente e mentalmente, ci si perde del tempo davanti a un'opera. Quindi più tempo una persona passa davanti a un'opera, più evidentemente gli sta dicendo qualcosa, vuole pensare, vuole capire che cosa c'è dentro quest'opera. Quindi credo che sia positivo andare a vedere mostre, perché è un modo umano per avere dei contatti, per parlarsi, per dire delle opinioni, dei sentimenti, delle sensazioni. Quindi per me questo ha un altissimo valore di questi tempi. Magari 50 anni fa non era così, adesso è molto importante. L'arte mi ha dato la possibilità di esprimere quello che sento, senza dover essere legata per forza a quello che chiede il mercato. Perché più di qualcuno mi ha detto, se vuoi vivere di pittura devi fare quello che il mercato chiede, ma io non sono capace di fare quello che il mercato chiede, io faccio quello che mi sento. Se al mercato piace bene, altrimenti pazienza, non posso andare contro quello che il mio istinto mi porta a fare, perché io quando faccio le mie opere e vado, non sono nel mondo reale, perché il mondo reale mi va un po' stretto, visto che ultimamente si sta degradando il mondo. Quindi io quando faccio queste cose sono nel mio mondo, tutto il resto non c'è. Quindi la mia tendenza non è di raccontare qualcosa, ma di raccontare me stessa. Tutto questo mi riempie di gioia perché è ripagato il mio sacrificio, il mio lavoro. In qualche modo vedo che se le persone provano qualche cosa davanti alle mie opere vuol dire che il mio lavoro è servito a qualcosa. Oh.